Direi che cominciamo. Cominciamo con una constatazione che questa è la prima attività che fa la Fondazione Mestre Domani. La Fondazione Mestre Domani succede al Comitato per la promozione culturale di Mestre, che poi abbiamo chiamato Mestre Domani, che è nato nel 2017. Oltretutto il Comitato diceva che si propone come parte dell'attivo per tutte le iniziative intese per lo sviluppo sociale e culturale di Mestre, da intendersi come realtà territoriale, comprensiva dell'intera terraferma del Comune di Venezia e dei comuni filigili, e in particolare per la costituzione di una fondazione di partecipazione con tale finalità. Sono passati 5 anni prima che si siamo riusciti a farlo, comunque ci siamo riusciti, e però mi sento di poter dire anche con soddisfazione che abbiamo in questi 5 anni operato positivamente nel sviluppo sociale e culturale di Mestre. Oggi si chiude un ciclo, dicevamo, quindi mi fa giusto ripercorrere le cose principali che il Comitato ha fatto in questi 5 anni. Non tutte, perché se no andiamo troppo per le lunghe, ma per quelle più importanti, altrimenti dovremmo parlare, per esempio, non so, di Mestre Racconta, che abbiamo poi ceduto al Centro Studi Storici perché ha un carattere prevalentemente storico, ma anche i convegni che abbiamo fatto a Villa Settembrini, il sostegno al Mestre Calcio, mostre di fotografie, insomma tante cose. Mi limiterò quindi a quelle attività che il Comitato ha lasciato, quelle più importanti, che ha lasciato in eredità, direi, alla Fondazione Mestre Domani. La prima è che secondo me è forse la più importante, è il premio Mestre Domani. Un premio a quei cittadini che hanno operato positivamente nella città o hanno dato lustro a Mestre con la propria attività. Abbiamo premiato in questi anni persone, attività e associazioni. La Spes Mestre, che ha vinto il campionato di ginnastica artistica, il dottor Brunello, che ha portato a compimento l'M9, la fondazione dell'associazione Rafiki, che è un'associazione pediatrica che opera in Africa, Elisabetta Pusiol, che è responsabile di Special Olympic Italia per i ragazzi handicappati, lo scultore Anicò, il micologo ferrarese, il professor Tullio Pozzan, qui presente Ivo Plandin, e l'ultimo anno abbiamo premiato il PMA il pittore Luigi Voltolina e Paola Tura, che è la titolare dell'Hotel Bologna. Un'attività importante, dicevamo, è anche, secondo me, il premio letterario Città di Mestre, che quest'anno, oggi proprio, presentiamo i libri del terzo anno. È iniziato nel 2020 con una formula che non è quella usuale, perché noi abbiamo voluto pubblicare dei libri che erano inediti, perché tutti i premi di solito sono libri più di editori che di autori, perché si contendono gli editori che hanno fatto le pubblicità. Nel nostro caso invece è una commissione tecnica che valuta i libri, vengono pubblicati e poi il giuria popolare decide il vincitore. Nel 2020 abbiamo pubblicato Il profumo delle stelle, Il segreto della scatola, Madonna Americana, l'anno scorso I magazzini del sale, L'organista luterano e La Gita del Passo, e quest'anno poi ne parliamo. Sono qua. Terza attività che mi pare importante per la città e per la sua cultura è il Premio Nazionale di Poesia Città di Mestre. L'abbiamo iniziato lo scorso anno con un successo che onestamente non ci aspettavamo. Quest'anno l'abbiamo ripreso e abbiamo dovuto fermarci a 50 autori, perché in questo momento saremmo già arrivati a 70 e non è ancora finito, perché il termine scadrebbe a fine giugno. Abbiamo detto stop perché oltre a 50 non si riesce a esaminarli con quell'attenzione che merita. Ma non ve lo pubblicheremo come lo scorso anno un'antologia degli autori, e quindi il premio anche questo va avanti. 3 attività abbiamo nominato: il premio Mestre Domani, il premio letterario Città di Mestre e il premio nazionale di poesia Città di Mestre. Tutti e 3 portano il nome della nostra Mestre, perché per essere città si deve partire dal riconoscimento dei meriti e dalla cultura, e per questo crediamo di aver operato bene. Oggi è nata la Fondazione Mestre Domani, ormai da pochi giorni, e nel suo statuto è previsto che la Fondazione si proponga di dare
come lo prevedeva anche lo statuto del comitato, un contributo alla crescita socioculturale di Mestre e alla promozione, ma anche alla promozione della sua identità. Quindi abbiamo uno spazio più ampio, non solo e esclusivamente culturale, per operare. E quindi per far questo abbiamo bisogno del contributo economico e di partecipazione dei cittadini. Dobbiamo ringraziare oggi chi ha costituito il fondo di dotazione, che è la base delle fondazioni per poter esistere, ma anche chi ha ritenuto di essere fondatore. E nel sito della nostra fondazione www.maestrodomani.it li abbiamo indicati in calce allo statuto. Contiamo e speriamo però che altri, molti altri speriamo, vogliano aderire, perché solo così potremo operare con successo. Grazie. Darei la parola a questo punto al professor Bettin per un'introduzione ai temi della cultura. Grazie. Allora, il passaggio da comitato a fondazione è un passaggio impegnativo in tutti i sensi, perché significa strutturare il passaggio da comitato a fondazione è un passaggio impegnativo e segna un salto di qualità nel lavoro che viene svolto. È un lavoro prevalentemente culturale, ma anche un lavoro civico, un lavoro che consolida gli sforzi che la città ha compiuto negli ultimi decenni, ma che ha provato sempre a compiere per darsi un profilo, diceva adesso l'avvocato di Cozzi, un'identità, direi una qualità urbana all'altezza delle aspettative, dei bisogni dei propri abitanti, ma anche del ruolo che oggettivamente svolge e che non sempre svolge con consapevolezza. Mestre è una delle città moderne dell'Italia novecentesca. Lasciamo perdere che è più antica di Venezia in origine, no? E poi recuperiamo questo aspetto, ma per come la si incontra, per come la si vede, per come si presenta, è una delle città nuove dell'Italia del Novecento, nata proprio dalla violenza, vorrei dire, della modernizzazione di questo paese e del modo in cui si è manifestata in un punto cruciale del Novecento, dal punto di vista della storia e dal punto di vista del luogo anche. Nasce davvero dopo la seconda guerra mondiale, ha le proprie radici a cavallo tra l'8 e il 900 e nei primi decenni poi si incardina nello sviluppo industriale di questo paese, di cui diventa una delle capitali con Porto Marghera. E questa è la storia che fabbrica Mestre, no? E anche ne fabbrica gran parte dell'identità, della personalità stessa degli abitanti, no? I quali non sono mai, nessuno mai è riducibile alla propria origine socio-economica, diciamo così, no? Ognuno si porta dentro tante storie e il fatto che Mestre sovrapponga come diversi strati radici, origini, percorsi, storie di persone arrivate da tante parti d'Italia, da prima, poi più tardi del mondo, ma da subito nasce come città, come dire, dalle origini plurali, no? Innestate sopra una radice antica che però viene spesso soffocata in un certo modo, no? Nelle sue forme esteriori. Pensiamo come sparisce la Mestre otto-novecentesca, che era già diventata una delle città più cittadine più complete del Veneto, con tutte le proprie strutture, con tutti i propri servizi molto moderni, dal tram all'acquedotto, dall'ospedale alle scuole, insomma, si era data una propria struttura. Su questa città antica che si compie nella prima modernità, 8 inizi novecentesca, si abbatte la tempesta della modernizzazione e nasce la Mestre della seconda metà del Novecento, che è quella che abbiamo sofferto, vissuto e di cui lo strumento della cultura dovrebbe
aiutarci a cogliere anche la grandezza per certi versi, no? La forza, la necessità che ha avuto per questo paese che si creasse una città di questo tipo. Poteva essere molto meglio, più rispettosa della storia, più rispettosa dei bisogni dei propri abitanti, vecchi e nuovi, no? Poteva essere tante cose di meglio, e di questo abbiamo pagato il prezzo, no? Dal punto di vista della distruzione urbanistica, dal punto di vista delle fratture sociali, dal punto di vista della difficoltà esistenziale spesso, no? Da tanti punti di vista, compresa la perdita di una capacità di autorappresentanza efficace, forte, all'altezza di questa complessità, no? Ma consapevoli di tutto questo dobbiamo anche imparare a essere consapevoli della forza che questa storia ha avuto, e lo strumento della cultura inteso come capacità di darsi strutture culturali, questo luogo, per dire, no? O il luogo che è sempre mancato, il museo della città, che ricapitoli la lunga vicenda, appunto. Qua torniamo alle radici antiche, no? Precedenti a quelle veneziane addirittura, al rapporto con il territorio in un luogo cruciale sia dell'antichità che anche dell'alto medioevo e fino appunto alla modernità. E ritroveremmo, se avessimo questo luogo in cui ripercorrerle, anche con uno sguardo a volo d'uccello, diciamo, alcune costanti, no? La crucialità topografica, il rapporto con l'acqua, non solo con l'acqua della laguna, ma con l'acqua che attraversa la città, la dimensione militare che definisce la città come luogo cruciale dai tempi dell'impero romano praticamente, no? Fino allo snodo che rappresenta tra la Marca e la Venezia, ormai a quel punto nata e divenuta quello che sappiamo, la serenissima, la nascente Padova, poi consolidata nel tempo. C'è un luogo che ci ricorda la crucialità nel nord-est di questa postazione urbana che diventa tra 8 e 900 davvero città, poi stravolta appunto, ma stravolta da una forza che si manifesta qua, non disciplinata, non regolamentata, non pianificata dalla scelleratezza politica, ma tuttavia che intercetta una forza potente della modernità, lo sviluppo industriale, e lo sviluppo industriale portuale, ne abbiamo parlato da poco in un'altra occasione proprio con l'avvocato Ticozzi, proprio lui. Ed è di questa forza, di questa qualità, di questa natura nuova della città che nel rapporto con le sue radici profonde e antiche occorre riscoprirla anche nella modernità. Quindi le strutture culturali, parlavamo del museo mancante, no? Ma dobbiamo riconoscere il lavoro che malgrado questo è stato fatto, citava il centro studi storici prima l'avvocato Ticozzi, no? E adesso dobbiamo quel giacimento di storia, di documentazione, insieme al lavoro di molti storici specifici, dilettanti o professionisti, tutti però molto rigorosi nel ricostruire la storia di questo luogo e molto consapevoli, a volte più in modo cosciente e documentato, a volte intuendolo, ma comunque dando questa capacità di sguardo profondo e all'altezza dei nuovi tempi che aiuta a definire la città. E dovrebbe appunto ispirare, e nei momenti migliori ha ispirato la nascita di strutture dedicate. Quindi non solo il lavoro dei singoli, ma anche la edificazione di strutture che abbiano la capacità di perpetuare questa storia. Ci manca ancora il museo, è permanente la ricerca storica, la sensibilità storica, proprio perché si sente questa mancanza, no? E si sente che la dimensione storica non può non essere costitutiva dell'identità nel presente, non è un vezzo, diciamo così, è come un bisogno esistenziale quasi, no? Di darsi profondità, di darsi radice, di darsi spessore, no? Ma altrettanto riguarda la capacità di produrre offerta culturale o produzione culturale. Pensiamo a cosa ha significato riconquistarsi un teatro, no?
comprarlo, restaurarlo, metterlo a disposizione, creare strutture tipo questa, ma non ripercorriamo la storia. Segno soltanto questo fatto che negli ultimi decenni ci si è dati degli spazi, delle strutture non occasionali, non ricavate, diciamo, non improvvisate. Mestre almeno dagli anni 50 fino per almeno 30-40 anni ha dovuto improvvisare gli spazi di cui aveva bisogno, no? Recuperarli di risulta. Questo è stato vero, guardate, anche per l'ambiente, anche per il verde, no? Mangiato, distrutto dal sacco di Mestre, come lo storico Brunello lo ha giustamente chiamato, no? Ha dovuto poi recuperare, quando la coscienza della necessità di respirare, di stare, di avere il verde dentro la città, ha dovuto recuperare gli spazi rimasti e li ha trasformati nel parco della Vissuola, nel parco del Biraghetto, infine nel grande parco di San Giuliano, e poi contendendosi le aiuole perfino, no? Per ridarsi una vivibilità da questo punto di vista. Ma lo stesso con le strutture culturali, fino a quando non si è cominciato a costruirle ex novo come questa, ma non dimentichiamo che per 15 anni è rimasto uno scheletro, no? Poi infine concludo negli anni 90, ma proprio per questa necessità. Ma, e concludo, anche il lavoro di stimolare la creatività e la produzione culturale è molto importante, no? È come il premio di oggi e gli altri, quello di poesia, concorrono a questo, cioè non solo a fluire di cose altrove prodotte, ma stimolarle. Non importa poi che parlino di Mestre, 3 molto belli libri che qui poi parlerà Ivo Brandin, no? Non è che parlino di Mestre, non parlano neanche in senso stretto del nostro tempo. Uno è ambientato nei nostri anni, tra Venezia, tra San Lazzaro degli Armeni, Pelestrina, Io Piccolo e Verona, passando poi per Padova. Uno risale al 92, anni fondamentali, racconta in un modo molto originale la transizione post-sovietica, ma anche il lavoro degli italiani all'estero, no? Un tema poco praticato, anche se abbiamo degli illustri esempi, penso alla Chiave a Stella di Primo Levi, no? Ma invece nel libro dedicato alla vicenda della Cipriani, se non a una trasferta di 6 mesi in Siberia, questo aspetto è piuttosto ben delineato. E l'altro libro, che va ancora più indietro nel tempo, anche un respiro etico, che tra la bassa ferrarese, Bologna, dal fronte della prima guerra mondiale a quello della seconda, passando per il fascismo e la primissima ricostruzione, ma tutti questi libri poi affrontando bene anche le persone, le storie, perché poi sono romanzi, e i romanzi raccontano certo uno sfondo, dei luoghi, un tempo, ma poi raccontano le persone, no? Ecco, aver stimolato questo racconto, anche se non direttamente connesso alla nostra città, significa stare in sintonia con le pulsioni del tempo, con le tensioni del tempo, con le idee del tempo. Questa cosa è molto importante, significa che abbiamo fatto anche un passo in avanti, no? Non ci occupiamo solo di noi, cioè di Via Piave o di Piazza Ferretto o di Marghera, no? Da Via Piave a Piazza Ferretto a Marghera possiamo dire alle persone: raccontate la vostra storia, raccontate la nostra storia, perché noi, che siamo una città stravolta dalla spinta che i tempi hanno dato, violenta, disordinata, siamo in sintonia con questi tempi, e se voi ce li raccontate un po' anche di noi. E in questo senso il lavoro che Mestre Domani fa è un lavoro attualissimo e veramente in sintonia con le cose di cui ha bisogno la nostra città, in quanto città immersa nei tempi moderni, nella contemporaneità. Grazie professor Bettini, veramente molto interessante e molto profondo. Prima di passare all'esame dei libri, dare un attimo un momento di parola a Carlo Mazzanti, che è il nostro editore, che dovremmo ringraziare perché ci ha seguito in questa avventura e ci seguirà anche in avventure future. Allora, io intanto sono io a ringraziare voi. Sono Carlo Mazzanti e parlo anche a nome di mio fratello Andrea, a Mazzanti Libri.
che poi è completata, lo voglio dire, da una squadra di ragazze, sono tutte donne e sono tutte sotto i 30 anni, e persone meravigliose, veramente chi parla male dei giovani deve passare un po' sopra, insomma, no, la nostra come dire, invece visione delle cose. Siamo lieti e onorati di essere gli editori di questo premio, siamo onoratissimi di far parte della fondazione. Noi abbiamo cominciato, praticamente ci manca un anno per fare un quarto di secolo, la nostra attività libraria, quindi Gianfranco sembrava ieri l'atto, quando ci si incrociava. Siamo partiti tutti e due da giovani cronisti dell'ANSA e quindi noi ci incrociavamo per le tue attività, voglio dire, accademiche e politiche, e noi per le nostre, Maria Stella, invece giornalistiche. Poi lo racconto sempre per volontà, cioè un po' per necessità di alcuni redattori che ci dicevano: ma come si fa a pubblicare? Noi mandiamo i libri, pure essendo degli addetti ai lavori, voglio dire, no? Dei giornalisti, come si fa a pubblicare un libro? Allora noi che già facevamo delle iniziative nostre, perché insomma, siamo proprio figli del nord-est, no? Insomma, siamo padroncini, abbiamo cominciato con le nostre partite IVA, le nostre piccole società che poi sono sempre più diventate altre società, e abbiamo detto: beh, proviamo con un libro. Abbiamo provato con il nostro caporedattore di allora dell'agenzia ANSA di Notonò, Trevino di Cortina, che intrecciava alcune intuizioni ovviamente da giornalista di razza, che erano quelle della dismissione della ferrovia a Calazzo, no? Cioè quando tutta l'Europa invece andava verso la direzione, diciamo, ambientalista e quella della riscoperta del turismo ambientale, no? E poi c'erano delle vicende eccetera eccetera, insomma, facendola breve, con un accordo con il Gazzettino, che non so se va citato, perché se non merita di essere citato in questo momento, vendemmo, cioè, diciamo, il mercato accettò la bellezza di 15.000 copie di libro. Di lì dicemmo: beh, insomma, forse può anche essere che si possa fare i piccoli editori, no? In un certo modo, no? Senza fare i grandi editori industriali. Ecco, questa è un po' la differenza tra il piccolo medio editore e il grande editore. Il grande editore rispetto a noi certo ha una dimensione finanziaria, economica, non tanto produttiva, perché noi, cioè, alla fine con i nostri 6-7 collaboratori riproduciamo un po' la dimensione di un paio di collane, voglio dire, di una grande casa editrice, anche per capacità professionale, voglio dire, dei nostri editor, dei nostri traduttori, dei nostri grafici. Quello che è differente è chiaramente la dimensione economica. Dietro non abbiamo una banca, non abbiamo una situazione soprattutto di oligopolio distributivo, questa è una delle grandi discriminanti tra noi e ancora il mondo della grande editoria. Dovremmo fare convegni su convegni, ma io sono convinto, avendo fatto anche in questi ultimi 3-4 anni il presidente dell'Associazione degli Editori Veneti neonata, grandi azioni di informazione nei confronti dei giovani, delle scuole, per spiegare cos'è il mondo dell'editoria, come si pubblica, perché si pubblica, cos'è un libro, quali sono i limiti di certe situazioni editoriali e perché ci sono. Siamo nati a Mestre, siamo nati via Dante, una via popolarissima, una via di ferrovieri, di case di ferrovieri, eravamo più o meno messi lì. Poi ci siamo trasferiti credendo, insomma, voglio dire, a un certo sogno, a un certo disegno al parco scientifico. Ci siamo stati 10 anni prima via Dante, 10 anni poi. Adesso siamo comunque nell'area metropolitana di Venezia, non siamo dei faziosi di una situazione, no? Non sventoliamo la bandiera, per noi non è quello il punto. Ci sentiamo editori, lo diciamo sempre, locali, nel senso che parte della nostra collane, compresa una rivista che si chiama Atlantis, sono rivolte all'informazione, soprattutto alla diffusione culturale di aspetti di relazioni internazionali,
quindi di aspetti diplomatici, di aspetti economici e finanziari, di aspetti accademici, di aspetti informativi, in senso globale, nel senso che poi noi ogni anno facciamo un festival della geopolitica europea e siamo già al terzo anno, il prossimo sarà la quarta edizione, che si svolge tradizionalmente a Jesolo, ma posso dirlo in anticipo che quest'anno, 2023, ci sarà anche una tappa veneziana, voglio dire, insomma. E poi però ci sentiamo molto locali e quindi in questo senso ci siamo sentiti in dovere morale di dare il nostro contributo, voglio dire, no? A questo premio, a questa fondazione, perché siamo nati qui e crediamo che sia anche proprio un nostro dovere, voglio dire, no? Tra virgolette politico, in senso universale, ecco, dare questo contributo. Qui mi fermo però dicendo che in questi libri, non tutti, per una questione tecnica e anche di tempo, ma sicuramente nel tempo queste cose si normalizzeranno e miglioreranno, c'è una novità che abbiamo introdotto noi, Mazzanti, mutuando un'esperienza fatta con il Lions Club International, e cioè il MetaLiber è uno strumento tecnologico che permette di usufruire del libro ascoltandolo. Nel libro troverete il QR code, le varie pagine, all'inizio c'è un QR code con il book trailer, con la presentazione del libro, ma poi nei vari capitoli troverete il file scaricabile con un'app gratuita che si trova nell'App Store, che si chiama Mazzanti Libri, Mazzanti proprio MetaLiber, che permette di ascoltare il libro. Non è una operazione, Gianfranco, di business, non c'entra niente, non ha nulla a che vedere con la recitazione, quindi con l'usufruire del libro in alternativa alla lettura. È uno strumento che è pensato per le persone in difficoltà, cioè per le persone, non dico assolutamente non vedenti, ma almeno ipovedenti, tutti gli anziani che sono ricoverati in strutture, tutte le persone che hanno un percorso oncologico, per cui avrebbero comunque delle difficoltà durante le ore difficili che trascorrono di lettura, le persone dislessiche, e quindi diciamo l'abbiamo, come dire, brevettato come un marchio, ma quello che diciamo noi è che saremmo lieti che altri editori raccogliessero questa idea, e noi non avremo nessuna difficoltà, come in campo medico, voglio dire, no? Ad essere stati gli apripista, perché ripeto, non è un modo per ampliare il business aziendale, non era questa sicuramente la nostra intenzione, ma la nostra intenzione è quella di allargare la possibilità della lettura, come invece l'ascolto, a delle persone che non sono in grado di leggere e di quindi godere dei libri che noi pubblichiamo. Speriamo che questa sia una cosa apprezzata, e speriamo che sia una cosa apprezzata anche nel momento in cui noi abbiamo aderito alla fondazione, voglio dire, perché spero che questo sia un regalo che facciamo anche alla fondazione a cui apparteniamo. Grazie. Passiamo ai libri a questo punto. Il primo libro di cui parliamo è Nizhny Vartovsky, spero di aver detto bene, perché non è proprio facile come titolo, di Orlando Cipriani. E parliamo quindi di Orlando Cipriani. Nasce a Metz nell'agosto del 48, 32 anni, tecnico collaudatore dei Tartel, in pensione. Il suo hobby preferito è scrivere, quindi pittura e scrittura, ma quindi noi parliamo dello scrivere. Nel settembre del 92 il suo trasferimento in Siberia, e poi per altri 6 anni nella Russia, poi anche in Spagna, tempo più caldo in Spagna magari. E poi alla fine ha scritto alcuni libri, uno dove racconta la sua vita di lavoro, tutto per la casa,
poi un autobiografico, Il Gorgo dei Sette Negai, che anch'io quando ero bambino ricordo, e poi parliamo del libro di Tnebrakov, che è il diario di un soggiorno dell'autore in Siberia, in una città che appunto questo è il nome, di oltre 100.000 abitanti, che non ha una storia passata molto lunga perché è fatta da poche decine di anni, dal settembre del 92 al marzo dell'anno successivo. È crollato da poco il comunismo e per la Russia e per la Siberia ancora di più è un momento terribile. Il romanzo, che poi non è un romanzo, è un diario di fatto, ci consente di vedere da vicino la Siberia di quegli anni. Prima di leggere alcuni brani, direi di sentire le motivazioni del premio di Ivo Prandin dalle sue parole. Grazie. Allora, Nizhny Vostok è un viaggio di lavoro all'estero che ricorda le vicende dell'uomo con la chiara stella di Primo Levi, citato da Bettin prima. Un'esperienza raccontata in pagine risentite, molto ben documentate in stile diaristico. Anche qui è un tecnico che parla. Di che parla? Della sua missione in Russia e precisamente in quella estrema repubblica russa che è la Siberia, una terra desolata e remota, una realtà fisica, politica e umana che si trasforma in narrativa, diciamo meglio, una specie di privata relazione di servizio che si fa romanzo. Il tecnico di telecomunicazioni Ciprian parte dalla luce di Venezia per entrare nel lungo crepuscolo dell'estremo nord. Nell'estremo nord, sì. La società Italtel lo ha incaricato di collaudare con altri colleghi in una grande centrale telefonica nella città di Nizhny Vostok sulle rive del fiume Ob. Per un veneziano è come approdare a una terra aliena, immediatamente ostile. L'impatto infatti è durissimo e non favorisce sicuramente i rapporti sociali. Ben presto Ciprian si accorge di essere intrappolato dentro uno schema sociale rigido, ingessato. Le abitudini dei locali sono fisse, ripetitive, li guida una specie di inerzia inconsapevole. Nella società post-comunista la vita appare allo straniero come, parole sue, una fastidiosa sopravvivenza di settimana in settimana, chiuse virgolette. Il libro si raccomanda per lo stile disinibito, con un fondo di amara ironia, e in particolare per l'accurata descrizione degli usi e costumi quotidiani nella Russia degli anni 90. Direi che è la transizione faticosa di un popolo che va dal comunismo sovietico a un dopo in cui niente è garantito come lo era prima, vero? In fondo si tratta di un reportage letterario che ha tutti i toni corrucciati di un pamphlet, che significa una sua intima violenza. Molto velocemente leggiamo alcuni brani, perché certamente non si può andare più in là di tanto, e cominciamo con la descrizione dell'alloggio dell'autore, alloggio in Siberia naturalmente. Le residenze erano composte di uno stretto e buio corridoio, da una stanzetta puzzolente arredata con un divano scassato e accanto un televisore in bianco e nero posto sopra di un basso mobiletto. Quindi altre due stanze con due lettini singoli, con a lato un armadio ridottissimo. In uno stanzino di 1 metro per 1,5 metri, centrale e senza finestre, il water a cucchiaio, e in un altro stanzino la vasca da bagno con il fondo arrugginito e con uno scassato oggetto a telefono per farci dentro la doccia. Nella stanza della doccia esisteva pure uno sbeccato lavabo con un rubinetto dal braccetto molto lungo. Mancava una tenda in plastica che proteggesse la doccia, per far sì di non dover ogni volta inondare la stanza.
Mancava la carta igienica, la tavoletta sul BC e lo scopino e naturalmente il sapone. Nel reparto giorno a terra linoleo in parte lacerato, in alcuni punti mancante. Alle pareti carta da parati di pessimo gusto, incollata male, con evidenti bolle e in alcuni punti strappata. Fortunatamente nelle camerette c'erano spesse tende alle finestre per proteggerci dal chiarore notturno, visto che in tutta l'ex Unione Sovietica non esistevano né tapparelle né balconi. Facciamo poi una visione insieme della vita com'era allora in Siberia. Qui sono pionieri, funziona? Qui sono pionieri, vivono in solitudine, l'unica distrazione è l'alcol. La Siberia è un ghetto di gente sfiduciata, prigioniera delle proprie sfortune e delusioni. In tempi lontani venivano inviati qua giù i malviventi, i perseguitati politici e religiosi. All'epoca di Stalin venivano trasferiti popoli interi, soprattutto dalle regioni del Caucaso a maggioranza musulmana, prese all'ex impero turco. In tempi recenti si chiedeva a chi era iscritto al partito di trasferirsi per ragioni di lavoro, per sopperire alla scarsità di manodopera locale. Oggi invogliano all'emigrazione offrendo il lavoro, una casa e il doppio dello stipendio che normalmente si poteva avere nella parte europea, ovvero nel territorio prima di giungere in prossimità degli Urali. Molti si erano trasferiti approfittando dell'occasione di impiego che dava lo sfruttamento dei pozzi di petrolio e gas metano, ma una volta giunti in questa landa desolata si erano accorti che la vita offriva loro ben poco. Gli stipendi erano buoni, ma la roba costava il doppio, poiché tutto doveva essere trasferito con i cargo aerei. In loco, come ho già scritto, causa il tremendo clima che perdurava gran parte dell'anno, non poteva esserci bastante produzione agricola di alimenti né allevamento di animali, perciò c'era sempre penuria di ortaggi e di carne, non parliamo del pesce. A malapena si trovavano degli sgombri in salamoia o degli enormi pesci siluro affumicati. E concludiamo a questo punto con una fotografia del peggioramento economico intervenuto nei primi mesi del 1993. Con il nuovo anno la crisi economica sembrava ingigantirsi ogni giorno di più. L'inflazione era inverosimilmente lievitata. Marina me lo faceva notare quando, accompagnandomi, passavamo davanti a dei banchetti improvvisati in cui si notavano prezzi astronomici raggiunti. A volte calpestavamo a terra dei voucher del valore di 10.000 rubli che il governo aveva donato a ogni cittadino russo nell'ottobre del 1992, fatti a pezzettini e che qualche incazzato gettava dalle finestre di casa per disprezzo, poiché adesso non valevano nulla. Allora Marina non commentava, scuoteva solo la testa in segno di sconforto. Era pure lei consapevole che si prospettavano tempi bui per l'intera nazione. Si vedevano in giro sempre più anziani chiedere l'elemosina davanti ai mercati statali e molta più gente vendere per strada, come avevo notato già da tempo, tutto ciò di cui potevano liberarsi per raccimolare qualche rublo. Dicevano che gli insegnanti delle scuole pubbliche non venivano pagati ormai da mesi, che ricevevano solo dei miseri acconti, lo stesso per i salariati e tutti coloro che si sostenevano con uno stipendio, oltre che per i pensionati. Era dura anche per tutte le altre classi sociali. Con l'avvento della glasnost e della perestroika si tentava di copiare il sistema commerciale capitalista e i nuovi negozianti riuscivano ad arricchirsi spropositatamente. Considerando che, come ho già pienamente spiegato, nell'ex società comunista non esisteva ancora una classe media agiata, chi ora si dedicava al libero commercio non erano altro che i malavitosi che avevano fonti di guadagno illecite e perciò disponibilità di denaro contante. Questo si intuiva e così era. Grazie. Passiamo adesso al secondo libro di questa triade, Amicale Tocchetti, tramonto delle Mille Balene. Amicale Tocchetti nasce a Brescia nel 1982, professore di matematica nel liceo della sua città, si dedica agli scambi culturali con scuole di altri paesi e dopo un viaggio a Pechino comincia a scrivere racconti tipici della letteratura italiana e nel 2009 pubblica con Monsedit Milano Cosa Zè
la trota kamikaze. Il romanzo che abbiamo pubblicato, Il tramonto delle 1000 balene, ripercorre gli ultimi mesi della vita di Mosè Erizan Morin, un professore quarantenne di origine armena affetto da un male incurabile. Solo senza futuro il protagonista svolgerà lo sguardo al proprio passato e deciderà di ritornare al punto di partenza, alle origini della propria vita. Tornerà all'isola di Venezia per un ultimo saluto al vecchio padre e ai cari amici di un tempo. La vita, tuttavia, gli offrirà un'ultima occasione, un ultimo amore. Prima di leggere alcuni brani sentiamo anche qui le motivazioni di Ivo Prandini. Nel titolo di questo romanzo, Il tramonto delle 1000 balene, c'è la sintesi di una vita descritta negli ultimi istanti, quelli del tramonto del personaggio. Anche noi tramontiamo. L'autore narra un viaggio a ritroso nell'esistenza di un uomo dei nostri giorni e della nostra regione. Si tratta di un intellettuale armeno-veneto, il professore di filosofia Mosè Erizan Morin, figlio di una terra trasica della cui memoria egli si sente erede e custode, cioè l'Armenia del genocidio. Il filosofo, come lo chiama continuamente l'autore, scopre all'improvviso di essere diventato preda di un male incurabile che sta rivoltando il suo destino. Mosè non ha scampo. Tuttavia, questa è anche la forza del romanzo, con estrema lucidità, pur nella sofferenza che lo attanaglia, egli reagisce al peso del destino e accetta la sorte, però alle sue condizioni, cioè vivendola la morte. Non vuole infatti soccombere nell'attesa passiva, schiavo del destino. Decide perciò di recuperare i momenti fondativi della sua esistenza, incarnati nelle persone e nei luoghi di vita, avviandosi lungo la strada del controtempo della storia e nella geografia dei propri affetti, a cominciare da quelli familiari. Il romanzo è insieme descrittivo e simbolico. L'autore accompagna Mosè con attenzione affettuosa e narra la ricerca del passato e le sue tappe fra scoperte e delusioni, facendo emergere figure importanti del suo vissuto, quelle figure che sembravano perdute, occultate dall'ombra della dimenticanza, e invece il suo ultimo tempo gli farà riscoprire valori perenni come l'amore e l'amicizia. Anche qui diamo lettura di alcuni brevi esami. Anzitutto la diagnosi della malattia. Da quanto tempo avverte questi sintomi? Continuò il primario. Un mesetto, ma dopo pranzo diventano più intensi all'addome, rispose indicando la zona destra. Domani la sottopongo a un esame specifico, poi a un trattamento con chemioterapia, poiché per me si tratta di un tumore al pancreas. Il luminare aveva un tono risoluto e poco incline alla diplomazia e al tatto. Riccardo gli pose una mano sulla spalla, ma Mosè aveva capito che quelle parole erano una chiara sentenza di morte. «Quanto tempo mi resta?» domandò Morin. «Difficile dirlo, forse grazie alla diagnosi precoce alcuni mesi, 2 anni al massimo. Non abbiamo purtroppo riscontri positivi per questo tipo di tumore», rispose il primario. Terribile. Poi parliamo dell'amore, perché abbiamo detto che c'è un ultimo amore con Verbena Ballerini. Egli annuì, alzato. Cercavo di partire da prima. Lui le mise la testa sulla pancia come un bambino e lei gli confessò che avrebbe voluto essere mamma. Egli annuì e, alzata la maglietta, le baciò l'ombelico. Lei non trattenne un sorriso, ma lui non alzò lo sguardo. Tale discorso l'aveva inquietato. I due rientrarono in casa. Lei lo invitò in camera. La pelle era liscia, con nei disegnati su un corpo angelico. Lui la scoprì e da quel momento Verbena
legò consapevolmente il proprio destino a Mosè. Tutta la notte rimasero insieme e il corpo di lei lo consolò, ma al mattino i dolori erano forti, a ricordargli che quella donna non sarebbe stata sua per molto tempo. Si sfilò dalla camera e si rifugiò rapidamente nella propria stanza, iniettandosi una dose intera di morfina. Concludiamo infine con l'ultimo saluto alla laguna della torre di Rio Piccolo insieme con l'amico Gigi. I due amici giunti a Rio Piccolo trovarono la chiesa aperta, salutarono il piccolo Cristo con un istintivo segno di croce e salirono sulla torre. Le gambe di Mosè tremavano dalla stanchezza, sentiva infatti nei muscoli un tremolio di debolezza che non era in grado di controllare. Arrivati in cima, Gigi si sedette sul terzultimo gradino, mentre Yalizan si affacciò dal campanile e si commosse. Nulla era cambiato, il tempo pareva non trascorrere e la vita non avere un termine. La laguna gli parve infinita, acqua e terra, cielo e mare. Perché avevo abbandonato questo luogo? Alla ricerca di che cosa? Forse Gigi aveva ragione, pensò. Infilò le dita nella grata che impediva ai piccioni di entrare e vi trovò un valido appoggio. Restò ad aspettare il tramonto che puntualmente arrivò. Il rosso era acceso all'orizzonte e le striature di giallo pungevano un cielo che tendeva al blu. Il riflesso delle barene moltiplicava la luce del sole, amplificando la luminosità dei raggi dell'astro. Passiamo all'ultimo libro di questa sera, Dove si va, di Andrea Gheduzzi. Andrea Gheduzzi, purtroppo assente oggi perché aveva degli impegni già presi, nasce 50 anni fa a Bologna, dove lavora e risiede. Lui dice di sé che, spinto dalla compagna, ha cominciato a scrivere racconti qualche anno fa e 4 di questi sono stati pubblicati. Questo è il suo primo romanzo. È la storia di una famiglia della Bassa Ferrarese, una storia realmente accaduta, così dice almeno, che si dipana dalla prima guerra mondiale agli anni 50 del Novecento, con molti personaggi le cui vicende si intersecano. Anche qui diamo la parola a Ivo Brandin per la motivazione della premiazione. Grazie. Di questo corposo romanzo possiamo dire che è il frutto maturo di un talento che riesce a dare vita a personaggi di fantasia facendoli interagire con personaggi storici. Il romanzo ha radici nella prima e nella seconda guerra mondiale ed è, ripeto, una prova riuscita, un inizio promettente. Gheduzzi, bolognese, dice di essersi ispirato a una storia veramente accaduta. Comunque, tutto comincia nelle vaste campagne della Bassa Ferrarese, lambita dal fiume Reno. Il lettore entra subito in relazione con i luoghi, con questi luoghi, grazie al senso di profonda appartenenza dei personaggi. Luoghi dunque come specchio delle persone, e direi anche di più. Si può parlare di una energia che emana dall'ambiente e che l'autore avverte per primo e trasmette poi a noi lettori. Scorrevole e documentato, il libro racconta una lunga vicenda, quasi una saga padana. Seguiamo infatti l'evoluzione di una famiglia colta nel suo rapporto con una società novecentesca, una società carica di contraddizioni, di lutti, di speranze. Come su un ideale palcoscenico appaiono continuamente figure nuove, legate da un filo invisibile ma forte. Questo filo è la storia, con i suoi grovigli che l'autore conosce bene e sa usare per meglio inserirgli la sua storia italiana. Come dicevo, noi lettori suggestionati dai personaggi ci troviamo a incontrare protagonisti che sono sepolti nella memoria storica. L'autore ci sorprende con un colpo di regia drammatica, facendoli risuscitare. Grazie a Dio per lui. Passiamo anche qua a leggere alcuni brani. Nel primo brano che leggeremo si parla di Rita,
Subito dopo la prima guerra mondiale Rita, maestra 18enne, ha vinto il concorso ed è stata nominata supplente. Sono stata nominata maestra supplente a Santa Maria Fiume, ma purtroppo non ci sono soldi per i libri. So che voi recapitate lettere in tutti i comuni circostanti e vorrei chiedervi se mano a mano che consegnate la posta e vedete i destinatari potete chiedere loro se hanno libri che non usano e che possono prestarci. Basterà che voi lasciate un biglietto con l'indirizzo nella buchetta di casa mia. Penserò io stessa a nome mio e della scuola ad andare a ritirarlo. Specificate pure che sarà mia premura restituirlo. Adolfo guardò la ragazza stupito. Per fortuna che ci siete voi giovani con le vostre idee innovative. Finalmente c'è qualcuno che prova a fare qualcosa senza lamentarsi costantemente. Farò il possibile, signorina. Il fine settimana era trascorso e Rita era riuscita a preparare le lezioni per tutta la settimana. Dopo una prima giornata di presentazioni avrebbe cominciato ad insegnare per davvero alle sue ragazze. Passiamo poi a un secondo punto, il primo incontro tra Aldo, che è uno dei 4 fratelli proprietari della cascina, e la figlia del falegname Sabatino, Matilde, che poi diventerà sua moglie. 4 orfani con le spalle forti, abituati al lavoro, con le loro capacità, avrebbero dovuto rendere onore alla memoria dei genitori. Per questo, l'indomani mattina, Aldo non andò nei campi, ma di buon'ora si diresse verso la cascina di Sabatino il falegname, dove abitava la ragazza a cui avrebbe proposto di prestare servizio alla tenuta. Durante il viaggio a cavallo pensava alle parole da dire all'uomo per convincerlo a far andare la figlia a lavorare per loro. Doveva far accettare alla giovane un lavoro che si annunciava piuttosto impegnativo e logorante. Nella loro tenuta ci si alzava quando ancora il sole non era sorto e stremati ci si coricava la sera. Aveva trovato il sentiero che portava alla cascina. Da lontano vedeva un corpo di donna che si muoveva come in un ballo, alta, formosa e con i capelli scuri. Avvicinandosi notò la gonna lunga e lisa, ma pulita. Vide ancora i suoi lineamenti decisi e dolci al tempo stesso. Era bella, anzi bellissima. Aldo si maledisse per non aver messo il suo abito più bello, ma essersi vestito con i soliti cenci adatti al lavoro in campagna. In quel momento si ricordò di essere uomo, non aveva più molto tempo per farlo. Per finire leggiamo dell'ultimo breve periodo il viaggio di notte, ovviamente a Roma, di Anna con Claudio. Sono in un treno. 2 valigie erano appoggiate nell'apposito vano. In una di queste c'era un fiocco bianco legato alla maniglia. Anna aveva voluto portarsi con sé la testimonianza di uno dei giorni più belli della sua vita. Quante cose erano cambiate nell'ultimo anno. A volte aveva paura di provare tanta felicità. Il treno viaggiava in direzione Roma. Anna affrontava quel viaggio con a fianco il suo fresco sposo. Stavano partendo per una breve luna di miele. Quando un anno prima lo vide in quel letto di ospedale, tutto malandato, non poteva certo immaginare che la loro storia sarebbe proseguita in quella maniera. Claudio le era piaciuto da subito, ma non osava sperare che anche lui si innamorasse di lei. Trasferirsi dalla Tisana a Bologna, abitare con lui e sposarsi era stato un percorso naturale, anche se piuttosto anticonformista. Ma d'altronde, cos'era stato normale in vita sua? Grazie. E con questo la serata finisce così. Vi ringrazio di essere presenti e vi prego di dare una mano alla Fondazione Mezzo Domani che ne ha bisogno. Grazie.